Ci hanno drogate e violentate. Il racconto delle ragazze ai carabinieri è un'indagine non facile, volta a far luce su un episodio terribile, se confermato. Loro sono due diciannovenni veronesi in vacanza in questi giorni nel Salento, a Gallipoli. Stamane, nella camera del bed and breakfast dove alloggiano, sono state trovate in condizioni di alterazione psicofisica evidente, sotto shock e in stato confusionale, tanto da spingere il titolare a chiamare i carabinieri. Ed è ai militari che le giovani hanno raccontato non senza difficoltà di essere state abbordate ieri sera da due ragazzi in un bar di Gallipoli, dove avrebbero bevuto alcuni drink. Da qui poi, secondo il racconto, sarebbero state portate in una zona dell'Interland e violentate prima di ritrovarsi nel bed and breakfast. Entrambe si trovano tuttora ricoverate all'ospedale Sacro Cuore di Gesù, dove sono in corso gli accertamenti clinici. Il personale ospedaliero sta procedendo con i prelievi per confermare la presenza della cosiddetta droga dello stupro. Vi sono infatti diversi elementi per pensare che sia stata utilizzata la sostanza incolore e insapore per stordire le vittime e circuirle. Sono stati ascoltati già diversi cittadini, possibili testimoni della fase di abbordaggio delle due turiste, mentre si cercano altri indizi utili all'attività investigativa. Gli inquirenti confidano, oltre che sulle telecamere di sistemi di sorveglianza, anche sulla collaborazione dei cittadini che in passato, in casi analoghi, hanno spesso fornito un contributo notevole all'attività di indagine.